Blindo Studios presenta. Batte vuol dire burro, fly vuol dire mosca, e mosca del burro uguale farfalla, non so perché. Vabbè, una mosca burrosa, vero? Molto bella. Ma che c'entra? Vabbè, io sono in Toscana. Oggi sono in Toscana, va bene? Che cosa fai? Lo sai che uno ha ancora deciso, ma già sto facendo un numero, lo so come tu sei strano, tu sei uno di quelli che, sì, vero? Vabbè, parliamo di mosche, va, ma parliamo parliamo di mosche, va bene, va, si parla di mosche, sì. Vabbè, chiunque risponda, vabbè, sì. No, è in Toscana, io sono in Toscana, Non so se so che no, non risponde nessuno, va bene, d'accordo, dove, mamma mia, dove siamo capitati, ma mi sembra di essere già stato in questo posto e non mi sembra di guardare niente di rassicurante, ti dico la verità, vabbè, non importa, vabbè, le mosche, cioè, che c'entrano le mosche? Sì, no, vediamo, le mosche. Pronto? Sì, pronto, Alvaro? Sì. Ma ora basta tutte quelle mosche, scusa, troppe mosche, Cioè, puoi far niente te? Io no. Come no? Via, Alvaro, no, per piacere, tutto moschio, E non è che ci vuole il DDT? Me ne sono ammoscato, sai, Capito? Sì. Come va, Alvaro? Ma senti, dimmi sei per quanto riconosciuto. Il signore delle mosche. Ah, il signore delle mosche? Sì, sono io. Allora va bene. Va bene? Va bene? Sì. Senti una cosa, ma la tua moglie? La mia moglie è al lavoro. Al lavoro? Perché volevo parlare con lei più che con te, capito? Sì, ma io... Perché io l'ultima volta ci ho trovato una mosca, capito? No, ora, a parte gli scherzi, ci ho trovato una mosca io. E non va mica bene, Cioè, io vado lì per una cosa e ci trovo le mosche, No, ma io ancora non ho capito niente. No, tu gli devi dire alla tua moglie che io ci ho trovato una mosca. Sì. Guarda, non è piacevole trovarci una mosca dentro, Ecco. Io glielo dirò, ma che gli dico, chi me l'ha detto? Ecco, così tu vuoi sapere chi sono io. Vabbè, no, Alvarino, per carità, sono Maurizio. Maurizio. C'è presente? Maurizio lì? Sì, Maurizio, chi? Alvaro! Oh! Che c'ha le mosche nel cervello? Ce l'avrò anche io le mosche addosso. No, io ci ho trovato c'è la tua moglie, insomma, voglio dire, come la fa? Ma girano le mosche? No, ma scusa, Sì. Ma lì ci trova una mosca dentro, ma scusa, No, è anche grossa. Ma questi mosconi, sai, queste grosse mosche? Sì. Ariele verdi. Sì. Ora, abbi pazienza, io, insomma, vorrei fare delle cose più pulite, insomma, capito? Tra le mosche dentro, sinceramente, non me l'ha successo, Nemmeno con la tua moglie. È la prima volta, È la prima volta, Sì, allora l'altra volta me lo dici, perché se è successo una volta non è più la prima. Se succedesse. Dirò della seconda, però poi a lungo andare io mi stanco e poi, insomma, capito, non posso più mantenere questa insomma, come si fa? Via, dai, Alvaro. Te ce l'hai mai trovate le mosche? Io no. Mamma mia, ti rendi conto? Lui no e io sì. Vedi? Cioè, io sì e lui no. Io no e lui no e io sì. Ma Alvaro sì, Alvaro no, e io sì. Sono Maurizio. Sei Maurizio, ma Maurizio, ma se ti dico sono Maurizio, cioè, voglio dire, quanti Maurizio tu conosci te? Io lo scomignagnato. Bravo, sono io. Non ci vedo. Ma come non ci vedi? Ma, sono io, scusa, cioè, abbi pazienza, vado dalla tua moglie e vediamo un pochino, tiro fuori. E c'è la mosca attaccata, no? No, ci ho trovato una mosca attaccata, Ascolta, se vuoi parlare un altro pochino con me, spiegati e basta, perché a me la pelle è rotta.
No, io non ho rotto nulla, guarda, io trovavo già tutto bello e rotto, sia ben chiaro, guarda, io non ho rotto proprio nulla, no. Non solo le belle rotto, vabbè, e questo vabbè, è normale, ma che ci siano le mosche dentro, scusa se te lo dico, io credo che ci sia che cosa che non va. Va bene. Capito? Io non ho capito se l'è entrata dentro la mosca o se sia nata dentro, capito? Ah. Se ci sia qualche ovino di mosca dentro. Io non vorrei che poi ne nascessero parecchie cose. A me mi belle una noia. Per una noia? Anche a me, la tua moglie, se c'ha le mosche. A trovare la mosca della moglie. La mosca, ragazzi, no. Tu puoi trovare i ragni, perché quelli fanno i ragnatele. Ma trovare le mosche, no, Sì, no. Andiamo da Maurizio, no? Sei da Maurizio? Forse c'era andato prima, non rispondeva. Qual è quello non rispondeva a nessuno? No, era proprio Maurizio, no, allora, ho detto Maurizio perché ho visto un Maurizio. E allora andiamo sì. E siccome hanno lo stesso cognome ho detto, lo puoi vedere che sono parenti che si conoscono. Ma è la mosca. Sì, ora voglio dire che ci ho trovato la mosca. Sì, ci ho trovato la mosca, però non ho mai detto dove, precisamente. Vero che non l'ho detto, non ho detto dove, vero? Ma voi che cosa avete capito? Anch'io ho capito. Pronto, sì, Gianni? Sì? Senti, sono Alvaro. Alvaro chi? Alvaro. Dico, ma, io mi domando e dico, ora io ci ho trovato una mosca dentro, capito? Cioè io non credo che sia il caso, cioè voglio dire, ma te non te ne hai accorto di niente? Ma lei chi è, scusi? Alvaro. Alvaro chi? Alvaro, il cognato di Maurizio. Il cognato? Di Maurizio. Maurizio chi? Ma Maurizio di Alvaro, io, Gianni, voglio dire, abbi pazienza, ma pronto? Ma io non lo so. Prima c'hanno le mogli o le mosche e poi fanno finta di non roba, guarda, richiamavo. Ho dovuto richiamare. Pronto? Ma scusa, ma che sistema questo qui di riattaccare? Ma chi è lei? Lei chi è? Sono Alvaro, il cognato di Maurizio. Ma mi fai dire quello che devo dire? Cioè il discorso è che digli alla tua moglie che c'è le mosche dentro. Io non ci voglio trovare le mosche, capito? Ce l'ho trovata una grossa e verde. Pronto? A questo mi risponde. Ma che sistema è questo qui? Pronto? Uno dice le cose e questo non risponde. Chi è lei? Sono Alvaro, lei cognato di Maurizio chi, Alvaro chi, eccetera. Io ho trovato una mosca dentro e questo non va bene. No, io protesto vibratamente. Ha capito? Non risponde. Questo c'ha la lingua, c'ha la bocca e non parla, c'ha il cervello e non ragiona. Ma dai, lasciamolo stare. Guarda, perché le persone che fanno così a me mi vanno bene, ecco, andiamo. Guarda, poi rispondo a tutti i maschi oggi, hai visto? Questa è roba. Sì, è bello. Va bene. Sì. No, è bello, insomma, per me, anzi, io preferisco perché gli devo dire la mosca c'era la sua moglie mia, cioè, capito, la mosca. Oddio, ho sbagliato il numero, ma no, ho sbagliato l'ultima cifra, non corrisponde più il nome, non mi fa. Vabbè, è uguale. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, io tutto potevo aspettarmi tranne la mosca. Ecco, la mosca. Ecco. Io, guardi, tutto potevo aspettarmi, da lei. Però la mosca no, signora. La mosca no. Io potevo aspettarmi tante cose, figuriamoci, sono abituato. Ma la mosca, trovare dentro una mosca, guardi, questo io glielo dico. Ma me lo dice chi è lei, per piacere? Dunque, io sono Gianni, il cugino di Alvaro, che è cognato di Maurizio. Sì, io non lo conosco. Ma come no? Dunque, ma Franco c'è? No. No, non c'è Franco? No. Allora, io avrei detto anche a lui, cioè la tua moglie non può andare in giro con le mosche, Cioè, che poi uno ce le trova, Mi dispiace, ma... Signora, ma scusi, ma io ne so niente. Ma non sente un pizzicorino? Non sento niente. Sente niente? Effettivamente me l'ha detto anche il suo marito che lei non sente niente, però, insomma... No, vero non sente niente lei, signora?
Le mosche ne sento. No, le mosche, anche gli uccelli mi sembra a me, scusi signore Dio, ma signora, è qui. Ma scusi, ma chi è? Ma chi è lei? Io mi chiamo Fringuelli di cognome. Sì, e io... Come lei? E lei? Dai, io dico come mi chiamo. Asserini, No, voglio dire signora, sono Fringuelli. Sì, via. Gianni Fringuelli, sono, guarda, il cugino di Alvaro, quello che è cognato di Maurizio, capito? Sì, e io sono cognato di Maurizio. E Maurizio di Franco, lo sa cos'è di Franco Maurizio? Sì. Niente, assolutamente niente, e io nemmeno, però, capito, quando tu trovi la moglie con le mosche, io dico no, caro Franco, no, te devi vegliare affinché tua moglie non presenti mosche in alcun anfratto. Oh! Ecco. Allora basta, io le mosche non ce l'ho. Non ce l'ha? No. E allora quella mi si è spiaccicata a me, sopra? E che ne so io dove è venuta? Sarà da un'altra parte? Ma scusi, quando l'ho tirato fuori, signora, c'era la mosca spiaccicata sopra? E che ne so, io... Ma c'è pure morta la mosca? Ma io ne so niente. Affogata. Sì, io la saluto. Signora, si faccia vedere da un veterinario, un entomologo, signora. Ma io un entomologo. Faccio vedere più lei, guarda. No, sì, signora, io no. Lei ci vuole un entomologo, signora. Lei ci vuole uno psichiatra. Lo psichiatra è... Ma l'entomologo sa che cos'è? Che cos'è? Chi è? Cosa fa l'entomologo? Cosa studia? Non ne so niente. Non se ne sa niente, ma se le dico che c'ha le mosche, che cosa studierà l'entomologo? Via, studio di fare, Gli insetti, no? Gli insetti! Sì. Ha capito? Ho capito. Sì, che io mi aspettavo da lei persino le ragnatele, ma guardi, ma la mosca la ragnatele non ce l'ho io. Appunto, ma la mosca sì però. Nemmeno la mosca. Ma come non c'è la mosca, signora? Si frughi! Signora, si frughi vuol dire, non vorrei ce ne avesse delle altre, una devo tirare fuori io, ma chissà poi quante altre. Sì. Ha capito, signora? Ora gli faccio un signore, guarda. Grazie. Arrivederci. Arrivedercela. No, la mosca. Pronto? Buongiorno. Ah, lei chi è, il marito? Sì. È Franco, che è? Come si chiama? È Franco? No, mi chiamo... Ah, non importa. Senta, io avevo una cosa da dire. Le ho già detto alla moglie, no? Però bisogna che lo dica anche a lei. La sua moglie deve stare attenta, perché gli ho trovato dentro una mosca. Sì. Madonna. Allora è più grande la mosca che lei. No, la mosca era grande, ma non era così grande, si sguazzava dentro, è morta affogata. Ma vero, signor? Madonna. Lei ce l'ha mai trovata la mosca? Ma a Prato che si fa? A Prato? A Prato? Sì, a Prato, sì. Perché c'ho l'accento pratese? Ma io già t'ho capito se chi sa. Anche perché ha detto a Prato, ma io sono mia di Prato, sono l'accento fiorentino io. Oh, sento fiorentino, sì, sai, lo so. Che sono l'accento fiorentino, ma non mi ha beccato sulla mosca, mi ha beccato. Ma io non è la prima volta che ti ascolto, Lo vedo, spero. Perché ci rido. Bravo, e ora che tocca a te, madonna, insomma, io dicevo alla tua moglie che lasciamo la anche mosca. tu non ci casca, ci crede? Sì, certo, ma specialmente chi non mi riconosce, insomma. Chi non ti ha sentito mai, sì. Ma la tua moglie non c'ha mai trovato mosche e roba del genere, nulla? Ah, non lo so io. Ragni, no, non era la tua moglie che l'avevi prima. Non lo so. Sì, no? No, tu lo sai, non sei sicuro? Mia moglie. Non sei sicuro? È bella questa insicurezza, perché alla fine in fondo, ma che cos'è una moglie? Cos'è un marito? Sono persone che casualmente si incontrano e decidono di vivere insieme un po' di vita, Sì. Poi dice, ma sai, non mi ricordo più, Mi ricordo. Sì. Ma te ti ricordavi di me, insomma, allora ti saluto, statemi bene. Ciao. Però attenta alle mosche. Comunque, a seguito alla trasmissione, perché tante volte io accendo ci sei e ti ascolto per ridere un po', capito? Certo, lo so. Ti sento quando che ti fai in giro
Quando pia in giro la gente come faccio con te ora? Come fai con me? Certo, caro. Buon divertimento allora. Ciao. 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 Secondo lui dovrei fare tutto sondazzo, capito? Vedi, ho trovato uno e mi conosceva. Purtroppo c'è ancora una vasta parte degli ascoltatori miei che mi identificano unicamente per il sondazzo. Che peccato perché devo dire che insomma il mio programma di 4 ore è fatto di tante cose, sì. Però insomma lasciamo che ti seguono e che ridano, l'importante è quello, però poi ti viene mosca la moglie, questo è evidente. Dunque va bene, ho fatto un altro numero, e allora devo stare attento, sì, no, perché qui hai visto, questo qui, boh. Che poi è arrivato, già sapeva, cioè aveva già la voce furmina, no? Fin dall'inizio, già sapeva, anche se non era stato al telefono, forse aveva la radio accesa, non lo so. Vabbè, dai, su, non c'è più tempo. Abbiamo solamente pochi secondi, lo so, quando siamo in Toscana, ragazzi, la Toscana è qui. Sì. Pochi secondi, quindi vediamo un po' cosa possiamo fare. Ho poco più di 30 secondi, quindi proprio se risponde qualcuno siamo a posto. Non fregai. E se risponde qualcuno lo stesso, perché tanto non ci sarebbe il tempo per guarda, non c'era nessuno e io voglio fare un altro in tempo record, vediamo se riusciamo proprio a sentire una voce che poi magari rimandiamo a dopo, è così, ecco, dai, 15 secondi, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ma non ho contato, pronto, ora tu mi vieni, ora! Eccoci qua, la seconda parte del sondazzo qui con noi. E io, alla fine della prima, cari amici del G, ho sentito un pronto così, un pronto. Questo signore mi ha detto proprio, già c'era la sigla del satellite, no? Dovevo interrompere. Quindi andiamo a sentire che cosa voleva da me questo signore. Cioè, come cosa voleva da me? Ero io, vabbè, insomma, l'ho chiamato io, sì, lo so che l'ho chiamato, lo so. Ma, pronto? Era lei che aveva risposto prima? Sì. Ah, una signora, mi sembrava fosse un signore perché lì per lì, sa, è un po' tardi, mi ha chiamato un po' tardi, Ma chi, scusi? Io l'aspettavo un po' prima, mi ha chiamato un po' tardi, dovrei chiamarvi un po' prima, mi dispiace, ormai non si può più fare niente. Ma di che cosa? Di quella cosa là, ecco, Fabio lo sa, Fabio. Aspetti, glielo passo, parla con lui. Sì, purtroppo troppo tardi, non è peccato. Aspetti, glielo passo. Sì, è peccato, ma cosa? Che ne so? Pronto? Pronto, Fabio? Sì? Mi dispiace, purtroppo troppo tardi mi ha chiamato tua moglie, non si può più concludere quell'affare, insomma. Bastava 5 minuti prima, ma ormai avevo già detto di no. Di che cosa, scusi? Quella cosa che si doveva concludere, insomma, praticamente, poi avevo davanti, c'era il notaio lì davanti a me, vabbè, allora niente da fare, abbiamo chiuso la pratica e purtroppo sono uscito 5 minuti dopo, mi chiama tua moglie e dice, ma è tardi, mio Dio, come si fa? Mi dispiace, è saltato tutto. Non ho capito però di che cosa. Di che cosa? Come di che cosa? Di che cosa sta parlando? Ah, di che cosa sto parlando? E allora forse non ci siamo... Cioè, ma te lo sapevi questa... Cioè, scusami, dai lei ora. No, te lo so, chi sei? Io sono Franco, il fratello di Alvaro, che è il cugino di Maurizio, no, forse non è così. Insomma, Forse sbagliavo persona. No, caro Fabio, il problema è che... allora non ti ha detto niente tua moglie di questo affare? No, io pensavo tu lo sapessi. Era un affare importante, Accidenti, c'era in mezzo un sacco di soldi. Lei si era impegnata, purtroppo ha perso dei soldi, ma non è colpa mia. Ha perso 100.000 euro, ma non è colpa mia. Io non so di che cosa stiamo La moglie si è impegnata per 100.000 euro in questo affare, che doveva essere concluso oggi,
a una certa ora. E se lei non chiamava, però mi ha chiamato 5 minuti troppo tardi, ha perso 100.000 euro, e ci ho perso anch'io dei soldi, del tempo soprattutto. Quindi insomma, mi dispiace, ma non si è potuto concludere, ecco. Io... Pronto, Fabio? 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 Io non ci ho capito nulla, lui ancora meno, giustamente. La moglie da dietro, come dire, quindi ho dovuto richiamare per... Pronto? Sì, io cerco di capire perché è successo questo. Non so di che cosa sta parlando. E dai, ma chieda a sua moglie. Chieda a sua moglie, chiedi, no? Perché ora praticamente anch'io mi ho trattato di lei, perché ma io non lo so. Come si chiama mia moglie lo sa lei? Te lo sai, insomma. Vabbè, uguale, te, lei è uguale. Sì. Come si chiama? Tua moglie? Sì. Insomma, spiega io come si chiama tua moglie. Ma se doveva concludere un affare? Ma questo non è una questione di nomi, è una questione di soldi, I soldi non hanno un nome, capito? Ho capito, ma se te trovi, per dire, 100 euro in terra, voglio dire, sì. Vai a guardare se hanno un nome, sono soldi e basta. Lei ha portato questi soldi, dice questi qua, li impiego in questo affare. Era un affare buono, da 100.000 euro lei poteva ricavarne 500.000 euro, capito? E purtroppo però i 100.000 li ha persi. Non ha portato certo 100.000 euro perché non ce l'ha. Non ce l'ha? No. Non ce l'ha lei, ma l'ha presi da te. Cosa? I 100.000 euro. Da quando l'avrebbe presi? Ma te non c'hai un conto del Banco Popolare Cuncano? No, per niente. Di 120-130.000 euro? Ma per niente. Ma porca me, mi ha detto i Fineppi, Guarda, io di tutti questi nomi ha fatto, io non ne conosco uno. Ma uno, senti, se te ne fa uno, questo tu lo conosci. Il Muzzi lo conosci? Muzzi? Il Muzzi tu lo conosci per forza, No, non mi dire che tu conosci il Muzzi perché allora qui c'è la malafede. C'è la malafede. Se tu mi dici che non conosci, sai quello che c'aveva perché l'è morto, lo zio prete? Io mai conosciuto, io ho detto... Aveva lo zio prete il Muzzi, no? Avete sbagliato nome? Ma è famoso, il Muzzi... sbagliato persona perché... Ma come? Ma Fabio, o tu conosci il Muzzi? I Fineppi lo conosci i Fineppi? Fineppi. Lavora in banca. No. È il cugino di Saccappelli, Fabrizio Saccappelli. Per niente. Saccappelli lo conoscerai? No, mai sentito. Un cognome non si dimentica, Mai sentito nominare. Ma te non conosci nessuno. Ma che vita fai? Ma non conosci un'anima viva te? Ma ce n'hai amici? Ha sbagliato, figlio. Ma scusa, ma ce n'hai amici? Sì, ma ha sbagliato, figlio. Ma che non c'hai, non conosci nessuno. Io ti non fa prevalere la voce da moglie da lontano ti dice cosa devi fare, perché addirittura, scusa, allora, non conosci i Muzzi, no? Senti, i Vannini non conosci i Vannini? No! Ma come nemmeno i Vannini? Ma i Vannini, se tu conosci i Vannini e tu conosci i Muzzi, allora, io mi domando io, ma te, per esempio, ci vai a fare benzina, vai sempre allo stesso distributore a fare benzina? Non sempre. Non sempre, ma ci vai al distributore Egli? Distributore? Egli. Che cos'è? Egli. Ah, vedo Egli? E-G-L-I. Egli. Dove c'è il grezzo? Dove c'è il grezzo? Il benzinario. Oh! Che andavo prima volta. Questo non conosce nessuno. Cioè, io mi domando come fa a vivere senza amici, senza conoscenze? Cioè, voglio dire, nulla su moglie, che vita, Magari lascia le mosche anche lei. Pronto? Pronto, signora? No, signora Sega, ora se non la smette di rompere i coglioni... No, Sega, coglioni. Basta ora, perché 4 volte telefona, se c'ha da dire qualcosa lo dice. Ma signora, Sega, il coglione... Culo, ecco, mancava il cazzo, per favore, me lo può agevolare? No, niente. Ma che lo so, via, andiamo da qualcun altro perché io non conosco a nessuno, c'è gusto, non conosco a nessuno, scusa, invece bisogna avere un po' di relazioni, no? Vediamo un po' a chi si può telefonare, questo io mi domando a volte la gente come faccia a vivere, vero? Boh. Sì. Ma non conosce i Muzzi? Guarda, questa è grossa. Secondo me mi ha detto una bugia. Ah, sì. Ha detto sì per partito preso. Sì, sì. Vabbè, ho fatto un altro numero. Andiamo.
Pronto? Sì, pronto, buongiorno, che c'è Bruno? Sì? Sì, che è la moglie? No, sono la cognata. La cognata? Sì. Me ne ha parlato tanto di lei, sa? Sì? Bruno mi ha detto di tutto, sì, è simpatica, non una simpatica. No. Mi ha detto, ma è simpatica mia cognata, quasi quasi era meglio se sposavo lei, mi ha detto. Sì. Davvero, sa? Ascolti, chi gli devo dire i voli? Sono in Muzzi. Ecco, vediamo se ora direttamente si riesce a... Pronto? Sì, pronto, Bruno? Sì. Ciao, sono in Muzzi. Oh, Bruno. Muzzi? Muzzi. Muzzi. Ma il nome? Il nome? Ah, perché il cognome ti dice qualcosa, eh? Ti dice qualcosa il Muzzi, no? Renato. Oh, ho detto Renato. Ma Renato Muzzi. non mi ricordo miei. Ti ricordi io anzi c'avevo perché mi è morto lo zio prete. Lo zio prete avevo. Mhm. Sì, però poi, insomma, la sorella di mio zio, sai chi è la sorella di mio zio? La mia mamma, Non era tanto di chiesa lei. Pronto? Sì, sto ascoltando, sto lì a Capezanzo, ma perché io non mi ricordo mia di Niente di mia. Come va però, Bruno? Come va? Come vanno le cose? Ma come vanno? Come Se è vanno? così, non è che vadino tanto bene. Che vadino, vorrebbero andare meglio, però vorrebbero anche andare peggio. Ma la salute? È proprio quello, proprio la quello. salute. Che c'ha dei problemi? Ma poi, insomma... Sono dialisi. Ah, beh, capisco. Certo non è piacevole. Però, insomma, bisogna avere spirito, Per forza. Per continuare. Te ce l'hai perché ti sento pieno di spirito e di voglia di vivere, vero? Bravo Bruno, mi fa piacere, la tua moglie sta bene. Non c'è male. Ecco. Comunque, insomma, lo so che è un po' un sacrificio che tu fai, però E bisogna... poi ci sono troppe. Bisogna vivere. E poi ho il problema di diabete ancora. Ecco. Che mi dannoia, c'ho l'asma, Ecco. ho avuto l'operazione del fegato, insomma. Oh mamma. Non è che è il cuore, insomma. Ma quanti anni tu c'hai, Bruno? Quanti anni hai? 79. 79, tu sei vicino agli 80. Guarda, c'è tanta gente che non ci è arrivata alla tua età, lo sai. Purtroppo lo dico sempre, i tuoi amici sono al cimitero. Ecco, tu c'hai amici magari coetanei o anche gente più giovane che è morta prima, quindi insomma bisogna pigliare che ti arriva. Insomma, fammi capire. Lo so, ti vorrei far capire, ma è difficile quando, capito, quando non si capisce alla prima, poi è difficile capire alla seconda, alla terza, alla quarta. Pigliala così, come una voce amica che ti dice, dai, tieni duro Bruno, e vedrai che la vita va avanti guarda, e ci sono ancora degli spazi per potersela godere. Fa di tutto perché No. assumermi la responsabilità anche di farmi la dialisi a casa 4 volte al giorno. Ah, la fai a casa? Sì. 4 volte al giorno? 4 volte al giorno. Oh, è tanto, Sì, che Ma proprio tutti i giorni? Tutti i giorni. Ma c'è gente che invece non la fa tutti i giorni, vero? Lo so, fanno un giorno sì, un giorno no, Sì. sono ospedale, però io non c'avevo beni per mettermi sangue. E quanto, sotto senti le una mani. cosa, ma quanto dura ogni seduta? Seduta, ma un'ora mi serve. Un'ora 4 volte al giorno. 4 volte al giorno. Quindi 4 ore in un giorno. Sì. E devi stare fermo lì, Se lei sull'attacco E in quei momenti stai lì, cosa fai? Non stai solo a pensare, cosa guardi un po' la televisione, cosa fai? hai visto, prima si guarda, però bisogna distrarsi perché lì devi fare tutto da te, non ti fa niente nessuno. Se certo, tu sbagli certo. a mettere cannelli in un posto o in un altro si va sotto la peritonite. È vero. È una bella responsabilità anche questa. Appunto. Ma sì. tua moglie ti dà una mano però. Ma la mia moglie, senti, cerco di adoprarla meno sia possibile perché c'è la mamma a letto e 1 anno e mezzo che Capito. Madonna. È tutto lì nella stessa casa, siamo 3. Insomma, senti Bruno, guarda, comunque, vedi, tu sei un esempio vivente, e sottolineo vivente, che la vita in qualche modo esce sempre fuori e vuole sempre vincere finché può.
ok? Per forza. Ecco, bravo. Non si fa una ragione. Sì, poi in questione, vedi, sono stato tant'anni in ospedale, io, tant'anni. Ho avuto 7-8 ricoveri, sì, che, insomma, vedi gente che soffre, gente, insomma, sempre che... Bravo. Sì, che, insomma... Bravo, lo vedi? Ecco, te che vai... può guardare sempre avanti. Bravo, te che soffri, hai visto, e hai sofferto anche in ospedale, però ti sei curato della gente che soffre al di fuori di te. Bravo Bruno, hai visto anche gli altri, e non solo te stesso. Bene Bruno, io ti faccio tanti auguri, ok? Resta sempre così perché... Dove stai? Io sto dappertutto. Io non ti preoccupare, sto dappertutto, in questo momento sto lì vicino a te, ok? Ciao Bruno, ciao, forza. Che roba ragazzi, la vita. Eppure Bruno mi è piaciuto, perché Bruno nella sua disgrazia enorme, perché insomma uno che deve fare, io faccio 4 ore di trasmissione, tutte di fila, e lui si fa 4 ore di dialisi, ecco, in un giorno. Beh, anche se, diciamo così, scaglionate, credo che sia troppo per una persona. E lui riesce a farcela, come vedete, come vediamo, come abbiamo voluto constatare, è riuscito anche a vedere il male degli altri. Bravo. Bene, andiamo avanti. Questo è il sondazzo anche, che ci propone la vita nel bene, nel male, nel ridere e nel piangere, certe volte. Pronto? Anchise, come stai? Io sto bene, chi è che parla? Enea. Enea? Sì, sono Enea. Cosa ridi? Perché ridi, scusa? Perché te ti chiami Anchise e mi chiamo Enea e c'è da ridere, perché ridi? Perché Enea è il figlio della Chise, no? No! Babbo, t'ho ritrovato finalmente, Babbo! Come stai, Babbo? Stai bene, Babbo? Ah, che bello, ritrovare il Babbo! Guarda, dopo tante odissee, anche se per un altro libro, ma insomma va bene lo stesso, no? Ha presente l'Odissea, no? Chi la cita l'Odissea? Ma io figurati, ho 80 anni, non mi ricordo più neanche di che bevo. Questa è una bella scusa per bere di molto. Senti una cosa, ti volevo dire, chi la cita l'Odissea? E chi la cita l'Eneide? Questo tu lo sai. L'Eneide chi l'ha scritta? Non lo so chi l'ha scritta io. Che c'era Enea e portava Anchise, come lo portava? Ma chi è che parla? Come lo portava Anchise Enea? Ma dimmi chi parla. Ah, via. Sono Enea, ascolta. E Virgilio l'ha più visto? Virgilio l'ha più visto? Io no. No, te lo chiedevo così, tanto per sapere. L'ha più visto Virgilio? No. Perché tu ridi, scusa? Rido perché io so con chi parlo. Enea. Enea, va bene, io so Anchise. Bravo, Anchise. Tra 80 anni? 85 e qualche cosa. 85 qualche cosa? Ma te tu sta bene però. Insomma, un miramento. Un miramento, Anchise, tu sembravi un osso, guarda, quando ti ho portato via sulle spalle, t'eri un osso, t'eri da buttare via. Tu ti sei rimesso bene, mi fa piacere. Come eri un osso da buttare via? Sì, quando ti porta via sulle spalle, no? Sì, non camminai nemmeno, ti portavo sulle spalle io, che ero giovane e forte, te però, ti ricordi? Non ti ha detto nulla Virgilio, invece, capito, ora, senti, e il pene, come va il pene? Va tutto bene. Ah sì? Sì. Quello tutto a posto? Sì. Anche alla tua età? Sì. Ma sai di che cosa sto parlando? Ho capito. Ah, bravo, vedi, alcune cose tu c'hai degli sprazzi e degli spruzzi. Che classe hai fatto te? Che classe hai fatto di scuola? Sì, che cosa ho fatto? Ho fatto l'università delle suore. Che sarebbe? Che sai sarebbe? Sì. A San Rocco c'erano le elementari, no? Comunali. Sì. E facevano fino alla terza. Sì. E poi facevano fino alla quarta. Sì. Mentre invece c'era l'istituto delle suore, si faceva fino alla quinta. Che culo! E poi si andava là a dare l'esame a Siena, capito? Ah, capito. Poi si fece l'esame a ammissione per andare alle medie. Ecco, e sei andato alle medie? È andato alle medie, ci stati 1 mese e mezzo e poi veni via. E perché? Perché andava là.
Perché andare a lavorare? Sì, andare a lavorare subito io. Ho capito. Perché c'era per necessità, Dai, mi è morto il babbo da 6 anni io, una cosa dura, molto dura, quindi appena tu eri un po' più grandicello dovevi sostentare la famiglia. Avete capito? Però tu ti ricordavi che Anchise era il babbo di Enea, già qualche cosa. O come tu facevi a saperlo? Come facevi a sapere che Anchise era il babbo di Enea e Enea era il figlio di Anchise? Ora durante la vita che cosa ho letto? Che ho letto a 3 giornali e basta. No, il giornale l'ha letto però. Insomma, se mi dici stai bene, se no ti attacco e se ne parla più, Senti una cosa, ma è bene tornare alla lira o si tiene euro? Si torna alla lira o si tiene l'euro, secondo te? No, secondo me era meglio un pigliallone in meno l'euro, la lira. Ma ora se preso sarà bene tornare alla lira? Sarà un casino. Sarà un casino, Forse. Allora ci si tiene, no? Vedrai. Una volta sei preso, vero? Non ce l'aveva più. Dai. Dai culo volevo dire, scusa se te lo dico. E ti saluto, vai, stammi bene, dai. Chi sei per piacere? Ma Enea. Ma chi è Enea, Diana? Chiedilo a Virgilio, lo sa lui. Casomai se tu trovi un Dante, vabbè. Ma ecco, vedete, 2 persone di una certa età, uno di 79 anni, ridotto molto male, con però ancora uno spirito e una voglia di vivere notevolissima, e uno tranquillo, 85-86 anni, il quale si chiama Anchise, l'unica cosa sa che è Anchise, lei è babbo di Enea, e vive tranquillo, sta bene e va avanti così. 2 facce di uno stesso posto, di una stessa località toscana, di una qua più o meno stessa età. Sono le facce della vita. Su questa riflessione profonda io chiudo il sondazzo dicendo non sono risate. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.